Terribile incidente di Marostica, amputato il piedino al piccolo di 14 mesi, travolto con la sua famiglia dal furgone dell'artigiano vicentino, in fuga perché ubriaco l'uomo ha rischiato il linciaggio. Era in auto con la mamma quando la loro vettura si schiantò contro un muretto, bimba di 15 mesi muore 3 mesi dal sinistro, il dramma a Monselice. Oltre 100 fra poliziotti e carabinieri a Padova per il doppio corteo di oggi pomeriggio contro l'aborto e la legge 194 e la contromanifestazione. Parte dalle imprese di Treviso e Padova un maxi progetto di censimento dei capannoni vuoti per la crisi nel territorio, obiettivo far rinascere le aree industriali abbandonate. Manifestazione dei residenti di Tessera contro l'abbattimento di 1000 alberi per la realizzazione di un maxi parcheggio all'aeroporto Marco Polo, appello alle istituzioni. Ruba un pezzo di formaggio da un supermercato, anziana di 80 anni non evita la denuncia per furto, a parte il negozio. Sport, questa sera su Antenna 3 rivedremo per intero la gara che ha portato la De Longhi Treviso alla conquista in Coppa Italia sulla Fortitudo, primo trofeo della rinascita della basket in città. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali è subito la cronaca in primo piano, la cronaca del terribile incidente di ieri pomeriggio a Marostica con il 58enne artigiano di Tiene nel Vicentino che fugge da un controllo perché completamente ubriaco e travolge la famiglia che si trovava vicino a un piccolo parco, il bimbo di 14 mesi travolto e la amputazione del piede sul piccolo. Questo camietto di muratori è partito e fuggito all'alto della polizia municipale. Poi quando sono sceso ho visto tutta questa scena di gente che appunto è corsa a vedere cosa è successo e questo è il quanto. Questo è il quanto. Ha subito l'amputazione parziale del piedino destro il bimbo di 15 mesi che nel tardo pomeriggio di venerdì a Marostica è stato travolto da un furgone guidato da un uomo completamente ubriaco. Si trova ricoverato all'ospedale di Padova. I medici non si pronunciano, è in terapia intensiva con un serio trauma cranico. La mamma, investita assieme al figlioletto, è stata portata al San Bassiano dove è tenuta in osservazione. Una vicenda tremenda. Il conducente del mezzo, Pietro Dal Santo, 58 anni, impresario di Tiene, si trova in carcere con l'accusa di lesioni stradali gravissime in stato di ebbrezza alcolica. La corsa del camioncino non si è mai arrestata, anche appena partita, appena messo la prima. La famigliola, padre, madre e 2 bambini, si trovava davanti alla gelateria di Porta Bassan, nella città degli Scacchi, in via Montegrappa, quando il veicolo è piombato su di loro a folle velocità. Il papà è riuscito a salvare il figlio maggiore di 5 anni, mentre la madre si è gettata sul passeggino del piccolo prima di essere travolti dal furgone. Dall'urto il bambino è stato sbalzato a terra, gravissimo è stato portato con l'eliambulanza a Padova e, dicevamo, sottoposto all'intervento di amputazione. Sconvolta la gente che ha assistito alla scena, tanta la rabbia dei testimoni quando si è visto uscire dal camion il conducente barcollante che cercava di scappare. Il padre del piccolo gli si è avventato contro, ha preso a pugni il parabrezza del veicolo. I carabinieri hanno preso in custodia il 58enne che ha rifiutato, nonostante le sue condizioni, di sottoporsi all'alcol test, peggiorando ancor più la sua già delicata situazione. Ora si trova rinchiuso al San Pio X. E a Monselice, nel Padovano, la tragedia di una bimba di 15 mesi che muore dopo 3 mesi dall'incidente nel quale è rimasta coinvolta con la mamma. Non ce l'ha fatta la piccola Sara, la bimba di 15 mesi che 3 mesi fa era rimasta coinvolta in un incidente stradale. Giovedì notte il suo cuoricino ha smesso di battere, per 90 giorni però ha lottato contro quelle lesioni che fin da subito i medici avevano detto essere senza speranza. L'incidente era avvenuto lo scorso 14 dicembre quando la piccola era in auto con la mamma che forse colpita da un malore aveva perso il controllo del veicolo e si era schiantata contro un muretto. Le condizioni della figlioletta erano parse fin da subito molto gravi. Era stata portata d'urgenza all'ospedale pediatrico di Padova in terapia intensiva. Qui per 90 giorni ha lottato. Un dolore immenso ora per la famiglia che si prepara a salutare la piccola per l'ultima volta lunedì pomeriggio alle 15:30 nella chiesa della frazione di San Cosma a Monselice. Ancora da Padova con l'autopsia eseguita anche sul corpo di Donatella Rigon, la sorella di Pier Maria, e quindi entrambe eseguite le autopsie sui corpi dei 2 fratelli protagonisti della inquietante vicenda
all'Arcella, anche la donna morta probabilmente per dissanguamento. Donatella Rigon con ogni probabilità è morta dissanguata per i tagli profondi al collo. Sul suo corpo il medico legale durante la lunghissima autopsia durata un intero pomeriggio ha rilevato anche alcune ferite da difesa. Anche il suo corpo, martoriato come quello del fratello Pier Matteo, mostra i segni di una colluttazione violenta. Ma il mistero si infittisce. L'autopsia sul corpo di Donatella avrebbe dovuto chiarire la dinamica, invece l'accertamento ha presentato delle difficoltà e quindi sono necessari ulteriori esami di laboratorio. Solo quelli potranno chiarire quanto accaduto all'interno della villetta degli orrori di via Faggina all'Arcella. Sono stati eseguiti prelievi sotto le unghie e rilevato le impronte digitali per accertare chi dei due fratelli abbia scritto sui muri di casa con il sangue. Saranno necessari anche esami tossicologici perché il sospetto è che la donna abbia ingerito parte della polvere topicida trovata sparsa ovunque in casa. Bisogna capire se in dosi letali. Quel che è certo è che Donatella è stata colpita da un'emorragia incontenibile particolare emerso fin da subito, visto che il suo volto era una maschera di sangue. Nel frattempo le indagini continuano, i poliziotti della squadra mobile stanno ultimando gli interrogatori dei familiari, dei conoscenti e dei vicini di casa. Si cerca di ricostruire il movente che ha portato alla lotta tra i due fratelli finita in maniera così tragica. Intanto per lunedì è atteso il nulla osta la sepoltura. Ancora la nostra Valentina Visentin, ma adesso la sentiamo al telefono perché ci fa un po' il quadro della situazione a poche ore dalla manifestazione contro la legge 194 e contro l'aborto che sarà appunto nel pomeriggio in centro a Padova e che prevede anche una contromanifestazione in contemporanea e per questo insomma c'è rischio di tensione, c'è un servizio di ordine e di sicurezza imponente. Valentina, com'è la situazione? Buongiorno da Padova, città mezza blindata oggi pomeriggio con un centinaio di agenti di polizia e carabinieri ai giorni infatti dei due cortei, il corteo contro l'aborto e quello delle femministe. Due i percorsi distinti delle manifestazioni, i gruppi cosiddetti anti-abortisti partiranno da Piazzale Boschetti, sfileranno per le vie della città, passano davanti alla prefettura e termineranno il corteo in piazza del Santo, mentre i gruppi femministi, di non una di meno, sfileranno da piazza Mazzini verso piazza dei Signori. Previsto anche un sit-in alle 15:30 di sindacati e partiti davanti a Palazzo Moroni. Una settimana di tensione tra i due gruppi che si sono scambiati accuse reciproche. Le femministe infatti hanno definito una manifestazione vergognosa e inaccettabile quella dei gruppi anti-abortisti. Dunque un sabato di tensione a Padova con il servizio del tram sospeso per consentire i due cortei e una città completamente blindata. Da Padova per il momento è tutto, vi continueremo ad aggiornare sulle due manifestazioni. Restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin. Adesso parliamo di un importante progetto che nasce dagli industriali, da Assindustria Veneto Centro, con gli industriali di Padova e Treviso, un progetto per recuperare, prima censire e poi recuperare le migliaia di capannoni vuoti, svuotati negli anni per la crisi sul territorio. L'ha lanciato ieri questo progetto, parlando poi anche però della questione TAV che sta sul tavolo del governo. Sentiamo. Anche dagli industriali del Veneto si leva forte la voce perché non si fermi la TAV. Semplice quanto chiara la posizione espressa dalla Presidente vicaria di Un'Industria Veneto Centro. Gli investimenti comunque si fanno su un medio-lungo termine, perciò se sono stati cantierati effettivamente vanno avanti, noi non fermiamo, non siamo quelli. Una posizione critica su un tema di rottura come un governo che secondo la Presidente vicaria manca in genere di visione a lungo termine. Oggi assistiamo più a uno scambio, cioè io ti do questo, tu mi dai quest'altro, ma il progetto che noi abbiamo lanciato oggi che valenza ha? Quello di avere un orizzonte temporale e di avere una visione, cosa che noi oggi non vediamo nel nostro Paese. Il progetto in questione invece vuole impostare il Veneto dei prossimi 20 anni, partendo dalla crisi del 2008, che ha chiuso aziende e svuotato capannoni. Il Veneto è dopo la Lombardia la regione più cementizzata d'Italia, 92.000 capannoni, di cui il 35%, ovvero 32.000, solo tra Padova e Treviso, uno ogni 35 abitanti.
Di questi almeno 11.000 sono chiusi o inutilizzabili, con pericolo che vengano riempiti illegalmente, come è già capitato, di rifiuti tossici. Per questo è stato sottoscritto da Associazione Pubbliche Amministrazioni l'iniziativa per censire ogni struttura industriale presente nelle due province. Verranno rilevati luogo, età e servizi collegati, quale riconversione sia possibile per un capannone o addirittura se un'intera area industriale abbia ancora un senso di esistere. E tutto questo attraverso la raccolta dati da diverse fonti, tutti con un unico archivio. Questo grande database che permetterà a tutti di avere dati omogenei e perciò sia le amministrazioni pubbliche in generale sia gli imprenditori. Questi dati omogenei ci permetteranno poi di pianificare tutti insieme, ognuno col proprio ruolo ovviamente, quello che è il domani, il futuro del nostro territorio. Intanto sul tema TAV, ma anche sull'autonomia, è tornato a parlare anche il governatore del Veneto, Luca Zaia. Spero che il Presidente del Consiglio prenda in mano il dossier, lo faccia con vigore e sblocchi definitivamente questa partita. Bene discutere sul fronte dei costi, bene discutere magari su eventuali varianti, ma a partire dal presupposto che non si deve fare direi che è molto sbagliato. Il governo sull'orlo di una crisi e non più solo di nervi è quel terreno di scontro chiamato TAV. Dal Veneto il grido è uno soltanto, no allo stop, con le 22 associazioni di imprese veronesi riunite nel comitato SITAV pronte a scendere già in piazza. Ma da Roma i segnali di distensione non ci sono. Luigi Di Maio a Palazzo Chigi rincara la dose. Il responsabile da parte della Lega dice oggi agitare lo spettro della crisi di governo, per di più per un punto, quello della ridiscussione della TAV dopo l'analisi costi-benefici prevista dal contratto di governo. Cosa poteva accadere se avessi messo in discussione la legittima difesa, che non ho fatto e non farò, nel contratto di governo? Se avessi messo in discussione il decreto sicurezza. Ma da Palazzo Balbi il giudizio è uno solo. Quindi non esiste il sentiment anti-TAV, noi difendiamo fino in fondo questa infrastruttura, siamo convinti che non sia solo un aspetto di modernità, ma anche di visione rispetto agli itinerari europei, itinerari internazionali dai quali il Veneto non può restare tagliato fuori. Intanto Zaia torna a parlare di autonomia e lo fa dopo che ieri a Roma ha incrociato il rivale di queste settimane, il governatore campano Vincenzo De Luca, un incontro distensivo anche visivamente, ma non solo. Se lo stesso De Luca oggi dice va bene l'autonomia, ci sono tante cose che possiamo decentrare e semplificare, accettiamo la sfida dell'efficienza e del rigore amministrativo. Braccetto in Veneto è una roba esagerata e anche pericolosa. Direi invece che De Luca ha espresso disponibilità e volontà di portare l'autonomia in Campania, che è esattamente la visione che abbiamo noi. Il fatto che anche la Campania desideri iniziare questo percorso di autonomia che è responsabilità significa che la visione del futuro è la visione di un paese federale. E a proposito di autonomia, l'associazione Movimento Patto per l'Autonomia in Friuli e anche in Veneto, un vertice a Udine proprio per parlare del percorso che c'è a Roma. L'ex sede della provincia di Udine, Palazzo Belgrado, ha ospitato una tavola rotonda sui temi dell'autonomia e della sussidiarietà organizzata da Patto per l'Autonomia, evento politico nato in Friuli e che da pochi mesi ha visto la luce anche in Veneto. Oggi siamo qui per sancire l'amicizia e l'alleanza con il Patto per l'Autonomia del Friuli che ha rotto il ghiaccio di questo tipo di movimenti, perché noi siamo fortemente europeisti, fortemente identitari. Ciascuno è padrone a casa sua, ma tutti insieme ci diamo una mano. Al centro naturalmente il tema caldo di questi ultimi mesi, quello appunto dell'autonomia, i cui iter continuano senza ostacoli a Roma. La sussidiarietà, cioè poter decidere ognuno a casa sua tutto ciò che è possibile, è meglio, perché se le decisioni vengono prese vicino al territorio sono più produttive e più coerenti. Non si può dire che la cultura di un friulano sia uguale a quella di un emiliano o di un siciliano, ci sono delle differenze e vanno rispettate. Diciamo che una logica di questo tipo qua distribuisce anche la responsabilità, uno non si può lamentare se ha gestito male le sue cose. Noi veneti non ci siamo dimenticati di aver votato in una dura giornata di pioggia, di aver votato in 2.300.000 chiedendo maggiori forme di autonomia. Sembra però che da Roma non ci sentano, ecco che allora l'occasione di incontrarci e di collaborare con il Patto per l'Autonomia Friuli e gli altri movimenti autonomisti che questa sera sono presenti e con i quali si vuole continuare a collaborare deve servire a fare massa critica, perché quella che può sembrare una strana rivendicazione delle lontane province dell'impero diventa in realtà un modo di pensare. E adesso a Tessera, dove stamane sono scese in strada tante persone, residenti e non solo, quindi ambientalisti, per
dire no all'abbattimento degli alberi per fare spazio a un maxi parcheggio dell'aeroporto Marco Polo di Tessera. Ha seguito per noi questa manifestazione il nostro Filippo Fois, che abbiamo in collegamento al telefono. Filippo, allora com'è andata? Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. È stata una manifestazione molto partecipata, c'erano centinaia di persone arrivate da Tessera, Favaro, Campalto, Mestre, tante famiglie e tanti bambini, oltre naturalmente ai rappresentanti di varie associazioni ambientaliste. Come hai anticipato tu, quello che queste persone chiedono, i residenti in zona, è che non si costruisca o perlomeno si mitighi l'impatto di un nuovo parcheggio, andrebbe a ingrandire quello già presente dell'aeroporto Marco Polo di Venezia, interessando un'area nella quale si trovano 1000 alberi, quindi un autentico polmone verde che verrebbe a scomparire. L'aeroporto Marco Polo di Venezia ha già oltre 9.000 posti auto, questo nuovo ingrandimento servirebbe ad aumentarne la capienza di ulteriori 1.000 posti. Secondo i residenti non ce ne dovrebbe essere bisogno e perlomeno bisognerebbe, questa è la controproposta che viene fatta se proprio non ci fosse niente da fare. Tra l'altro sono stati lanciati vari appelli sia dal Comune al Governo, effettuare delle piantumazioni che vadano se non altro a mitigare quello che si andrebbe a perdere, anche perché a preoccupare molto in questa zona è anche il livello di inquinamento e la presenza di questo bosco mitigava se non altro lo smog che purtroppo bisogna respirare tutti i giorni. Naturalmente di tutta la manifestazione vi daremo un più ampio resoconto con parecchie interviste nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale. Per ora ti restituisco la linea. Grazie a Filippo Fois. Adesso una vicenda di cronaca che riguarda purtroppo un'anziana di 80 anni che è stata denunciata per furto per aver rubato, pensate, un pezzo di formaggio dagli scaffali di un market. Incredibile vicenda accaduta nel Bellunese, a Mussoi, dove appunto una donna di 80 anni è stata portata in questura dalla pattuglia delle volanti della polizia. Non c'è stata la possibilità da parte del supermercato di evitare evidentemente la querela nei confronti appunto della donna per furto. Una vicenda insomma che mette in luce ancora una volta anche la crisi che attraversa le fasce d'età così avanzate. Adesso parliamo invece delle vaccinazioni, perché domani scade il termine ultimo per le famiglie per mettersi in regola. Parliamo delle vaccinazioni obbligatorie a scuola. Allora vediamo com'è il punto della situazione. Non c'è più tempo per le famiglie per mettersi in regola con la normativa sulle vaccinazioni obbligatorie. Il 10 marzo scade infatti il termine ultimo per presentare le autocertificazioni di avvenuta profilassi vaccinale o quella che attesta la prenotazione per iniziare o completare l'iter. Secondo i dati della FISM sono una trentina le famiglie venete che hanno deciso di non procedere alle vaccinazioni dei propri figli e quindi di ritirarli dalle scuole materne. Altrettante quelle ancora indecise che aspetteranno gli ultimissimi giorni per fare la loro scelta. Le zone zoccolo duro in fatto di non vax sono l'Alta Padovana, la Pedemontana Trevigiana e Vicentina. Nella Marca sono circa 600 i bambini, stando ai dati dell'USL 2, non ancora in regola. Un lavoro impegnativo per i medici dell'azienda sanitaria trevigiana che stanno verificando le documentazioni ricevute relative a 3 posizioni distinte, quelle dei bimbi in regola, quelle dei piccoli non in regola per i quali è prevista la sospensione ed infine i documenti delle famiglie che attestano un appuntamento vaccinale pendente. In quest'ultimo caso vengono accettate le posticipazioni formalmente richieste e motivate, come nel caso al momento dell'appuntamento il bambino fosse malato, ma non quelle finte che spiega il dottor Sandro Cinquetti, responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'USL 2, ad oggi sarebbero almeno una decina. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Partiamo da una notizia certamente destinata a far discutere che leggiamo sul sito del Corriere del Veneto. Treviso, l'ex moglie è una scansafatiche, il giudice le nega l'assegno di divorzio, una sentenza che parla di inerzia colpevole. Il giudice è una donna e dice finora questa ex moglie non ha fatto sacrifici e può trovarsi un lavoro. Una sentenza, dice il Corriere del Veneto, articolata e innovativa per diversi aspetti, perché ha deciso il Tribunale non soltanto di negare i 1.900 euro al mese che una donna pretendeva come assegno di divorzio, ma anche di interrompere la corresponsione dei 1.100 euro mensili che da oltre un anno riceveva dal suo ex marito, quindi non avrà più diritto a nulla e dovrà mantenersi da sola. Questo
La notizia, ecco, che vediamo in questo momento: lui è un professionista trevigiano, scrive il Corriere del Veneto, con uno stipendio che supera i 4.000 euro, alla casa pagata dall'azienda per la quale lavora. Lei, una 35enne di origini sudamericane, laureata in commercio estero e disoccupata, si sono sposati nel 2007. Secondo il giudice, questa ex moglie deve trovarsi un lavoro e quindi le ha negato l'assegno di divorzio. A proposito di donne, intanto da ieri, proprio nel giorno dell'8 marzo, l'annuncio di un bando per le imprenditrici. L'attenzione al mondo femminile deve essere costante, non solo un giorno all'anno. La Giunta regionale del Veneto è passata dalle parole ai fatti, approvando nella seduta di oggi, proprio nel giorno dell'8 marzo dedicato alla festa della donna, un bando per promuovere l'eccellenza in rosa nel fare impresa. L'assessore allo sviluppo economico regionale Roberto Marcato lo spiega così. Sono convinto che, per carità, tutto servono i convegni, servono i congressi, servono le manifestazioni di piazza, servono le istruzioni appesi ai comuni, serve tutto, però il rischio è, come dicono tutti quelli che fanno i convegni, l'8 marzo non deve essere oggi ma deve essere tutto l'anno. Allora, se davvero crediamo in questo, noi dobbiamo dare una mano alle nostre donne per ridurre il più possibile il gap che ancora esiste fra le donne e i maschi, perché è del tutto evidente che c'è ancora. Marcato ha anche le idee ben chiare sulle difficoltà delle donne nel fare impresa e su quali siano le cause. Credo che sia un problema culturale, questo è un mondo ancora a trazione maschile, anche culturalmente. Abbiamo fatto passi da gigante, siamo un paese sicuramente più civile rispetto a qualche anno fa, ma un po' di strada dobbiamo ancora fare. La Giunta regionale del Veneto ha stanziato 3 milioni di euro a fondo perduto per finanziare progetti di sviluppo da assegnare ad aziende che per il 51% abbiano nel loro organigramma le quote rosa. Le domande potranno essere presentate dalle ore 10 del 10 aprile alle ore 18 del 18 aprile. Al primo bando noi abbiamo dovuto, e ne sono felice, anche se poi qualche mio collega, soprattutto quelli del bilancio, mi hanno tirato le orecchie, ma nel primo bando abbiamo dovuto trovare ulteriori risorse per dare risposte a tutte le richieste che erano arrivate, quindi bilancio assolutamente positivo. Si tratta del secondo bando con questo obiettivo. Il primo, lo scorso anno, ha già avuto risultati molto soddisfacenti. Abbiamo voluto fare un bando dedicato alle nostre grandi imprenditrici venete e un bando per aiutarle a fare impresa. È un bando che prevede finanziamenti a fondo perduto per le nostre imprenditrici venete, ed è un bando che prevede contributi che vanno da 30.000 a 170.000 euro, quindi sono cifre importanti dedicate alle nostre donne imprenditrici. Intanto cresce di ora in ora, e cambiamo argomento, la vostra solidarietà per il piccolo Joe. 175.000 euro, passano i giorni e la cifra per raggiungere quei 400.000 euro necessari per l'operazione cui deve essere sottoposto il piccolo Joe cresce di ora in ora. Un segno enorme della vostra sensibilità, cari telespettatori, che avete accolto l'accorato appello di Erika, la mamma del nostro bimbo affetto da una gravissima malformazione alla gamba, e state rispondendo con una generosità inaspettata. Intanto la campagna che il gruppo Media Nord-Est, con tutte le sue emittenti, sta sostenendo per raccogliere fondi per l'operazione, che può essere fatta solo in Florida, in uno dei pochissimi centri al mondo specializzati per far sì che Joe possa correre e giocare come i suoi coetanei, e anche sui nostri siti internet. Noi vi mostriamo come sempre gli estremi per un versamento. L'Iban, lo state vedendo, intestato a Erika Molinarolo con causale Diamo il meglio a Giovanni, e per tutti, lo ricordiamo ancora una volta, la possibilità di consultare la finestra dedicata alla campagna per Joe presente nei nostri siti. Un weekend speciale per la nostra programmazione. Questa sera gli appassionati di basket, non solo trevigiano, possono rivedere per intero dalle 21:15 la sfida che è valsa la vittoria della Coppa Italia della Treviso Basket, la sfida con l'eterna rivale della Fortitudo Bologna, quindi rivedremo il trionfo. E poi domani sera invece, grande richiesta, è considerato anche il successo della diretta di martedì che abbiamo fatto da Conegliano, rivedremo invece domani sera dalle 21:15 l'intera sfilata dei carri di Carnevale a Conegliano. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito. Arrivederci.
bentrovati al meteo. L'alta pressione rimane ben salda sul nostro paese, il weekend si aprirà dunque all'insegna del bel tempo sul Triveneto, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà soleggiato ovunque, il cielo infatti si presenterà poco nuvoloso, tuttavia non si esclude qualche foschia mattutina sulle pianure, ma in rapido dissolvimento col passare delle ore. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime comprese invece tra 14 e 17 gradi circa. Tempo stabile anche sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole ovunque, salvo per locali riduzioni della visibilità sui settori costieri durante la mattinata. Il cielo invece sarà al massimo poco nuvoloso altrove. Temperature minime tra 5 e 9 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 13 e 15 gradi circa. Nessuna novità sul Trentino Alto Adige, anche qui infatti sarà uno splendido sabato caratterizzato dal sole. Su tutti i settori il cielo si presenterà al massimo con qualche nube sparsa. Temperature minime tra 2 e 3 gradi, massime comprese invece tra 14 e 15 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.